Buongiorno artisti! Buongiorno. Come va? Bene. Tutto bene? Tutto bene, sto bene. Casanova come sta? Casanova sta bene, vedi come è qui pacifico, insomma, che controlla la situazione. Eccolo qua, Casanova, Giacomo Casanova, nato nel 2 aprile del 1725 a Venezia, nel sestiere di San Samuele. La sua vita, le sue opere sono ritratte anche da te in questa grande opera che campeggia sul muro di questo studio, Carillon Studio a Venezia alla Giudecca. Ti abbiamo già intervistato, ne hai già parlato, come si è sviluppato poi il progetto in questo ultimo periodo? È stato molto interessante perché in giro di un mese il progetto si è ingrandito, tante persone hanno aderito alla mostra, le opere sono arrivate da tutte parti del mondo. Adesso stiamo spedendo quadri in Indonesia, a Londra, a New York, in Ecuador, Canada. Si vede che il pubblico è interessantissimo a questo personaggio di Giacomo Casanova e stanno partecipando tutti, da piccoli a grandi, le famiglie intere. Ecco, ricordiamo e riassumiamo con Giuliano Tonolo invece la procedura per realizzare questa opera piccola ma grande al contempo su Casanova. Beh, il quadretto è un quadretto della misura di 10x10, Sì? come questo, rivestito con la tela ovviamente, e dopodiché il tema è il Casanova, quindi ognuno può declinarlo come meglio crede, a suo piacimento. Questa di Monica, o questa di Marco, o questa di Francesco, o di Riccardo, questa anche di Adrian. La mente, il corpo, I 4 elementi, no? i 4 elementi, l'anima e lo spirito. Che sarebbero aria, acqua, fuoco, terra. Esatto. Grazie Giacomo per esserci di ispirazione. Sicuramente Giacomo, e anche grazie all'artista di Manu Brunello che ha fatto la sua giacca, si sente lo spirito di Casanova in questi giorni, quindi il ringraziamento da Giacomo e da parte degli artisti in confronto a lui, ma anche da Giacomo sicuramente ha risvegliato la sua anima e il suo spirito. Eccolo. Ciao Giacomo.